La mia esperienza parte nel lontano 77, che allora feci appunto richiesta di entrare nella nostra famiglia, perché io la chiamo famiglia, e poi nel 1981 fui nominato capostazione della stazione di Sappada e sono rimasto capostazione per 30 anni. Poi nel 2011 mi hanno eletto presidente sempre del servizio regionale del Soccorso Alpino Veneto, e da allora sono rimasto presidente fino alla nomina di 10 giorni fa, al rinnovo della nomina. Ultimo mandato naturalmente, perché da noi c'è uno statuto che giustamente dice più di 4 mandati non puoi fare, e sono già tanti 4 mandati, quindi questo è l'ultimo mandato e poi tornerò a fare il volontario normale, comune, che è una bella roba comunque. E in questi anni si è notata, io li chiamo particolarmente degli interventi, io li chiamo anomali, sono quelli dovuti a sfinimento. Questo vuol dire che uno non ha pianificato bene il suo itinerario, la sua escursione, ha sopravvalutato la propria preparazione, e poi ci sono i malori, anche lì in aumento, e lì purtroppo chiaramente mi chiedono cosa si può fare. Beh, a livello medico io non sono medico, però io ho 65 anni, ogni anno faccio un check-up completo, e quindi per verificare un attimino le mie condizioni, ecco, quello andrebbe fatto. La perdita di orientamento è un altro di quegli eventi che anche lì, perdita di orientamento vuol dire che anche lì non si è pianificato bene l'escursione o l'itinerario. Ecco, spesso nei vostri interventi vi capita di trovare degli escursionisti che non si sono preparati adeguatamente o che magari non hanno l'attrezzatura necessaria per affrontare una normale escursione in montagna. Qual è il consiglio che date a chiunque si approcci alla montagna? Beh, è chiaro che chi si approccia alla montagna deve, a vari gradi, chiaramente l'alpinismo ha un suo approccio, mentre qua parliamo magari dell'escursionismo, e deve avere anche il materiale adeguato, che sono dalle calzature all'abbigliamento, cioè avere abbigliamento nel senso, durante l'estate si sa benissimo che il tempo cambia, quindi puoi partire con una giornata bellissima, caldo, sole, chiaramente alzandoti di quota cambia il tempo, ti trovi sudato magari eccetera eccetera e non hai l'abbigliamento, quindi bisogna sempre avere anche il ricambio con sé. Altra cosa poi avere sempre liquidi necessari, o la classica borraccia d'acqua, oppure nell'acqua anche degli integratori salini per evitare poi di trovarsi in difficoltà. Insomma, abbiamo anche soccorso gente che non aveva liquidi, cioè non aveva l'acqua con sé, quindi li abbiamo trovati disidratati proprio, ecco. Quindi sono quei piccoli accorgimenti che bisogna seguire, e poi chiaramente documentarsi portandosi dietro le cartine topografiche del luogo. Altra cosa, informarsi con i valigiani del luogo che conoscono bene gli itinerari, quindi magari prima di partire informarsi bene e pianificare bene l'escursione. Bene, ecco. Sì. Scusa. Poi magari nella parte invernale avere sempre, chi va a fare sci alpinismo e non solo, anche escursioni magari un po' in alta quota, avere sempre dietro la pala, la sonda e l'arva. Però questi strumenti bisogna saperli usare, quindi bisogna fare dei corsi specifici per usarli correttamente. Per un giovane che ha la passione per la montagna, oppure per l'escursionismo, oppure per altre attività che comunque voi trattate, qual è l'iter, come può entrare in questo mondo? Allora, in primis devono essere iscritti al CAI, quindi aver frequentato anche all'interno di ogni sezione del CAI c'è la scuola di alpinismo, la scuola di sci alpinismo, quindi hanno varie attività correlate che ti preparano
alla montagna. Quindi ecco, da lì poi chi è appassionato può, anche un giovane, noi abbiamo la sezione giovani, quindi fanno una richiesta, noi li iscriviamo e gli diamo anche una copertura assicurativa, però ecco, entrano come osservatori, partecipano alle nostre attività da osservatori, chiaramente non venendo in posti pericolosi, impervi così, rimangono lì e se la cosa poi li entusiasma, eccetera, possono entrare nel nostro sodalizio. Chiaramente poi viene fatta una prova attitudinale e se la superano entrano nel nostro sodalizio. Ecco. Ok, c'è anche una quota rosa che è in crescita. Sì, veramente in crescita in questi anni. Attualmente abbiamo 52 valide soccorritrici al nostro interno e ricoprono anche figure apicali all'interno della nostra organizzazione. Vedi, abbiamo la scuola sanitaria che è diretta dal direttore al vice direttore, sono tutte donne, poi abbiamo un caso di una capostazione e un vice capostazione.